Commemorazione alla caserma Piero Bondi, via Chesanuova, a Padova, dell'eccidio nazifascista del 17 agosto 1944. Quel giorno 10 partigiani furono giustiziati per rappresaglia dopo l'uccisione di un tenente dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana attribuita all'attività partigiana, mentre in realtà, come fu verificato anche all'epoca, l'omicidio fu commissionato a due sicari da un militare tedesco che aveva contrasti con il tenente italiano per questioni personali. Una lapide ne ricorda il sacrificio, un sacrificio che non deve essere vano e va tramandato anche alle giovani generazioni. Credo che sia importante, purtroppo adesso si vive nell'eterno presente, che per carità è anche bello perché è evidente, però questo vuol dire che si dimentica quello e noi siamo figli del nostro passato, deve essere superato, deve essere compreso, ma deve essere saputo per non evitare gli errori e capire quello che evidentemente bisogna fare. Raccontare ai ragazzi quello che fu la guerra per coinvolgerli andando oltre i libri di scuola. I ragazzi hanno bisogno, come tutti noi, di esperienze concrete, per cui vedere i posti, partecipare a queste cose qui, ecco, credo che questo dia qualcosa di più, ecco, rispetto alla pagina. Poi c'è l'intellettuale che evidentemente senza la pagina non può stare, però di fatto credo che l'esperienza concreta, portarli anche in giro, sia una cosa, lo dico anche perché ho fatto tante gite scolastiche, ho visto che recepiscono di più.